Il Real giunge ai titoli di coda del campionato di femminile Serie C. E che titoli di coda, che con il 7-1 di oggi saluta il pubblico amico del Belvedere e dice un arrivederci il prossimo anno in A2, in quanto il Real Bardolino c'è e vince e vincerà ancora. La partita di oggi parte e colpisce una straordinaria Darry al 30°, la quale si incunea in area e di precisione non da scampo ad un colpevole Barnett. Raddoppio che non tarda e in un'azione fotocopia del vantaggio di casa, con protagonista però questa volta una onnipresente Campostrini che supera tutti in velocità, estremo difensore ospite compreso per il raddoppio dell'11 di Grazia Trentin. Nemmeno il tempo di rifiatare ed è Mucco a portare a 3 le segnature del Real Bardolino al 44°, ripresa sui binari già consolidati della prima frazione, con il Real Bardolino Maidomo costantemente in avanti alla ricerca della segnatura. Quarta rete quindi che giunge al 10° della ripresa grazie a una funambolica e caparbia azione personale della indispensabile Mascanzoni che realizza tra gli applausi il 4-0 giallo-blu. Poi al 12° ecco arrivare la bella rete di Bastianello che accorcia le distanze per gli ospiti, poco male, ed è sempre lei a ristabilire le gerarchie. Bomber Darry che al 19° realizza la quinta rete per la formazione del presidente Marcello Battistoli. A concludere poi una giornata perfetta non poteva mancare la solita Divina che in piena zona Cesarini portava a casa il set con la 6ª rete della gara e la 18ª segnatura personale della stagione. Settima segnatura un minuto più tardi, di potenza con ancora la Maidoma Mascanzoni, grande il campionato della centrocampista bardolinese. Da sottolineare a fine gara gli splendidi interventi della giovane Pigozzi, sostituta di Sartori sul finale di gara, che salvava in più di un'occasione le proprie compagne dalle bordate avversarie.